benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari e della Chiesa universale. Questa settimana apriamo con l'evento ospitato dalla città del Santo, Assisi. Papa Leone XIV, nel corso della sua visita pastorale ad Assisi, ha chiuso il Go Franciscan Youth Meeting 2026, l'evento che raduna ogni anno migliaia di giovani nel solco dell'esperienza di San Francesco di Assisi. È stata l'occasione per incontrare tutti loro proprio sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, ed è stata l'occasione per celebrare con loro la Santa Messa. Nel nostro primo servizio sentiamo una sintesi delle parole che il Papa ha pronunciato a ragazze e ragazzi e poi le interviste ad alcuni dei protagonisti di queste giornate. Come applicare l'eredità spirituale di San Francesco d'Assisi oggi, portando uno stile di servizio e di accoglienza in un mondo sempre più pervaso da logiche di sopraffazione e consumismo, e come fidarsi ancora della Chiesa non immune da crisi e contraddizioni. Sono alcune delle questioni centrali presentate oggi al Papa dai giovani che si sono fatti portavoce di istanze simili assai diffuse non solo nelle nuove generazioni, in occasione del Go Franciscan Youth Meeting del 2026. Leone XIV, che proprio ai ragazzi e alle ragazze ha voluto dedicare il primo appuntamento della sua visita pastorale ad Assisi, nella piazza di Santa Maria degli Angeli, prima di celebrare la Santa Messa, ha risposto ampiamente a ciascuno degli interrogativi che gli sono stati proposti, partendo dallo stile francescano, che invita a intraprendere anche strade non accomodanti, svincolate da qualsiasi tentativo manipolatorio. Essere testimoni di Cristo, ha detto il Papa, rimane affascinante e impegnativo perché allarga la mente e il cuore oltre i confini artificiali, al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario, ha detto ancora il Papa, in un contesto in cui una lettura a volte confusa della libertà lascia pensare che scappare o tradire risolve i problemi. Occorre ricordare che amare davvero è altro, perché decidere per sempre non rinchiude in una gabbia, ma apre ad un dinamismo più grande. Leone XIV ha accennato anche al proprio vissuto personale. Le decisioni, ha detto, sono da prendere ogni giorno e la vocazione è cammino di redenzione e guarigione da rinnovare, restando vigili su quell'inquinamento della chiarezza, così lo ha definito il Papa, generato dal peccato. In una logica rovesciata rispetto a quella più diffusa oggi, il Papa ha affrontato con i giovani anche il tema del potere che, ha detto, si misura non nella capacità di guardare se stessi, ma nella capacità di servire l'altro, una postura necessaria anche all'interno della Chiesa, la cui unità è segno di Dio. Si tratta, ha sottolineato Leone XIV, di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita, di seguire il suo esempio ed esercitare un diverso tipo di forza che non umilia ma solleva. La nostra speranza è Cristo risorto, e Cristo risorto oggi lo incontriamo in tutte le persone che sono disposti a mettersi in gioco, fare qualcosa di bello, di costruttivo per gli altri, non pensando solo a sé. E qui in questi giorni ad Assisi vedo migliaia di giovani che sono venuti qui nonostante il caldo avverso, nonostante tutto, proprio per dire che hanno voglia di mettersi in gioco, hanno voglia di fare qualcosa, di spendere la loro vita, una parte della loro vita per essere l'immagine di Cristo risorto nel mondo. C'è persone che dentro anche le difficoltà, penso alla nostra Terra Santa, vogliono generare vita. Francesco è un uomo autentico che ha messo tutta la sua vita nell'amore a Cristo. Ecco, è una persona dunque che ancora oggi conserva quella freschezza e ci mostra un po', come dire, risveglia un po' una nostalgia in tutti noi, che tutti noi vorremmo un po' essere così, autentici e liberi. Io credo che Francesco, che parlava della letizia, parlava di una parola, come lui sapeva, che veniva dal latino, e la radice della parola letizia è la parola letame, cioè la terra è lieta quando è fertile, quindi i ragazzi non cercano un sorrisetto babbeo, non cercano
una felicità piccola o una gioia con poco, cercano la letizia, cioè una vita fertile, adulti con una vita fertile. Per questo Francesco continua a colpire, perché la sua vita è stata così fertile da generare, da continuare a generare cose belle. In questo c'è una domanda e anche un'inquietudine per gli adulti di oggi. Cioè, da cosa ti fai concimare? Qual è il letame che hai scelto per la tua vita? Quindi cos'è che ti rende fertile, se fertile sei? Francesco è un cristiano, e quindi il metodo di Francesco è lo stesso di Cristo. Dove 2 o 3 si uniranno nel mio nome, dice il Vangelo. Quindi Francesco non è uno che dice dove tu sarai perfetto, come dico io ci sarò. Francesco accetta come Cristo che la storia, il suo carisma, la sua vocazione sia incarnata nella storia secondo le persone che arriveranno e lo incontreranno, quindi non credo che si lamenterebbe di niente. Farebbe quello che ha sempre fatto, cioè mostrerebbe non la povertà come miseria, ma la povertà come amore povero, cioè come amore che non possiede. Quindi il Papa ha degli ottimi ori in Vaticano, ma non per questo è ricco. È una ricchezza della cosa, un onore della cosa che uno può amare poveramente, perché nulla è nostro, come diceva Francesco, neanche noi siamo nostri. Io credo che in questo ci sia una provocazione oggi molto forte. Nell'epoca del io sono mio, Francesco dice no, io non sono mio. Go Franciscan Youth Meeting è un incontro dei giovani europei che vuole, sulla riga dell'invito che il Crocifisso di San Damiano ha fatto a San Francesco, vai, radunare a Santa Maria degli Angeli ad Assisi giovani provenienti da tutta Europa. Il grande fascino di Francesco è questo, la possibilità di una vita vissuta in pienezza e quindi non costretta continuamente a dover essere riempita con qualcosa. Francesco fa questo passaggio nella vita. Cerca di riempire la vita con tante immagini, con tante cose e a un certo punto scopre che la possibilità è il contrario, che qualcuno riempia la nostra vita e questo affascina tantissimo i giovani che da tutta Europa sono arrivati qui ad Assisi per incontrare Francesco. I giovani che partecipano a questo incontro hanno l'età tra i 18 e i 33 anni, qualcuno anche 17, vengono dall'Italia, da tantissimi paesi d'Europa come la Spagna, la Francia e qualcuno anche da molto più lontano, dagli Stati Uniti per esempio abbiamo qualche presenza, dal Sud America qualcun altro. E sono giovani che frequentano le realtà francescane, giovani che appartengono a movimenti ecclesiali, ma anche giovani in ricerca che non hanno ancora espresso una scelta di fede chiara, ma che sono affascinati da Francesco e un po' sull'onda del suo richiamo vengono qui ad Assisi a incontrarlo. Ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla vita delle comunità della diocesi di Chiavari. Lo facciamo grazie al lavoro di tanti volontari che collaborano con la nostra emittente e che stanno seguendo da vicino l'estate delle nostre comunità. E allora iniziamo andando in Val Fontanabuona ed in particolare a Lumarzo, nella parrocchia di Tasso. Siamo in una zona della nostra diocesi che confina sia con l'arcidiocesi di Genova che con la diocesi di Tortona. Una piccolissima comunità, quella di Tasso, che però ha avuto la gioia di inaugurare il restauro dei prospetti della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita. Avvengono piccoli e grandi miracoli, quando e dove i luoghi della memoria collettiva sembrano sgretolarsi e con loro anche il senso della comunità che in quei luoghi si riconosce. A Tasso, 125 famiglie, circa 300 abitanti, in un cuneo collinare fra le diocesi di Chiavari, Genova e Tortona, era urgente risanare i prospetti laterali della chiesa dedicata a Santa Margherita, ma sarebbe stato impossibile per la comunità sostenere una spesa che alla fine ha superato i 170.000 euro se non ci fosse stato l'apporto decisivo di un benefattore che ha voluto restare anonimo, ha lasciato il paese da tempo e ha lasciato questo mondo da poco, ma ha dato una spinta decisiva all'avvio del cantiere. Oggi abbiamo assistito ad un'inaugurazione che porta grande gioia alla comunità di Tasso, alla frazione di Tasso.
Sì, la prima gioia è stata poter fare i lavori e c'è stato una persona benefattrice o benefattore oriundo del paese che ha dato la cifra per poter iniziare tutto l'iter, fare la domanda a Roma, perché avevamo la garanzia del 30% che è necessaria perché poi la CEI ci dà il resto del 70%. Mi raccomando, firmate per l'8 per 1000 perché prima o poi torna, è tornato qui, è tornato in altri posti ed è un aiuto importantissimo. Dunque le nostre chiese andrebbero tutte giù. Abbiamo visto grande soddisfazione sia nel tecnico che nel sindaco di Lumarzo. Sì, ma ora purtroppo forse un po' di anziani oggi non c'erano perché il caldo è veramente pesante per noi vecchietti, ma è una soddisfazione per tutti perché c'era bisogno di farli questi lavori e averli potuti fare in modo anche così straordinario, diciamo, con quella gratuità che fa partire le cose, e poi l'impegno dei professionisti chiaramente che hanno fatto la loro parte. Ci è voluto un po' di tempo, i lavori sono fermati, poi sono ripresi, sono conclusi, le porte le ho fatte io, adesso sono arrivate, c'erano le porte di Dio, ma perché non c'erano più soldi, allora ce le faremo, e appena abbiamo avuto quei pochi soldi le abbiamo fatte come ultimo gesto, ecco, insomma, che era importante, però che ce ne fossero di questi momenti belli. È che noi il timore che le chiese si stanno svuotando e bisogna che la gente, non lo so, andremo a cercare in piazza, non saprei come dire, perché le chiese, anche le più belle, anche le più antiche, è difficile perché la partecipazione, poi in un paese un po' di più si va oltre la presenza, ma noi non lo vedremo, i giovani faranno molta fatica e occorrerà fare delle scelte dolorose sicuramente se la partecipazione della comunità non crescerà, perché oggi il problema serio non è né mantenere le chiese né pochi preti, è veramente che le comunità sono diventate piccole dei frequentanti, di quelli che partecipano, che si sentono coinvolti, che si sentono comunità, e allora senza i fedeli il prete non può fare niente, soprattutto da questo punto di vista amministrativo. Una fetta consistente del denaro necessario è arrivata dai fondi dell'8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana e dalla Sovrintendenza, ma senza la donazione i lavori non sarebbero partiti. Li ha portati avanti una professionista della Val Fontanabuona legata a questa terra anche per appartenenza. Che cosa rappresenta per un architetto che lavora in Fontanabuona un lavoro così importante? Ma vabbè, una soddisfazione immensa, perché soprattutto vedo, oltre ovviamente ad avere un bene, che noi siamo dei custodi per questi edifici identitari, monumentali, che rappresentano veramente la storia della nostra popolazione, dall'altro mi trovo ad aver a che fare con tutti degli artigiani che, se non ci fossero questi restauri, andrebbe persa, cioè lavorazioni, che ne so, i tetti a calce andrebbero completamente perduti, come proprio è un patrimonio proprio immateriale questo di questi artigiani così, e noi in Val Fontanabuona ne abbiamo tantissimi, e quindi veramente, infatti l'impresa che ha lavorato qua è un'impresa che ha sede a Lorsica, quindi siamo tutti, diciamo, mi capita spesso anche per i tetti, comunque sono tutte imprese qua perché c'è comunque l'ardesia, e quindi tutti sanno posare in un certo modo l'ardesia, ecco, quindi è veramente una soddisfazione vedere quanta ancora la bellezza veramente del saper fare come un tempo, ecco, così nell'architettura, ecco, si è mantenuta questa tradizione. Da un lato c'è la conservazione, ma dall'altro ancora il mantenimento di questi artigiani, e che ormai, appunto, ripeto, sono cose che i più non sanno, ecco, come si lavori o come.
Il pomeriggio caldissimo di inizio agosto ha tenuto lontane le persone più fragili dalla cerimonia di inaugurazione, ma in molti avrebbero voluto accogliere il vescovo Giampio, che per la prima volta ha visitato questa piccola comunità. Prima della celebrazione della messa, la benedizione e l'inaugurazione. Al termine i saluti e il ringraziamento accorato del parroco Don Agostino Campodonico, che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 50 anni di ordinazione e che qui a Boasi e Valle Bona svolge il suo ministero fin dai primissimi anni. Dopo il suo grazie, anche quello delle istituzioni. Un segno di grandissima collaborazione, perché questo lavoro è un lavoro importante per una parrocchia che tutto sommato è piccolina, riuscire ad arrivare a questo obiettivo è stato veramente un risultato importantissimo. Un risultato appunto che nasce dalla volontà della diocesi, dei parrocchiani, di questa associazione che ha fatto quel prestito temporaneo che poi, come dire, si è riusciti ad andare avanti, di tante persone che volevano che quest'opera venisse portata a compimento. E certo, lo cito per ultimo, ma non perché è l'ultimo, quel benefattore che è stato veramente una persona grandiosa, un dono alla parrocchia di Tasso così grande, credo che non ci sia mai stato. Io poi sono affezionato a questa parrocchia e forse l'avete visto anche nel momento di chiusura, perché io qua mi sono sposato oltre 40 anni fa, pertanto ti prende un po' anche l'emozione quando si parla e si dicono certe cose e si ritorna al passato, un passato che comunque per me è sempre importante. È un passato che comunque per me dovrebbe essere anche per i giovani un cammino per poter andare avanti sempre su questa strada. Ci spostiamo dalla Val Fontana Buona a Rapallo, ma andiamo nella zona collinare di Rapallo, andiamo nella parrocchia di San Martino di Noceto che ha celebrato la festa di Sant'Innocenzo Martire. C'è stata la messa presieduta dal vescovo che ha commentato la pagina del Vangelo del giorno. La liturgia è stata animata dal coro parrocchiale e sono tanti i collaboratori della parrocchia che portano avanti con particolare vivacità le tradizioni legate alla vita della comunità. Vediamo. San Martino di Noceto è una delle frazioni collinari di Rapallo. Con i suoi 300 abitanti mantiene vive tradizioni e custodisce una porzione di territorio che fa da cornice al popoloso centro rapallese. Le feste frazionali sono un orgoglio per la città di Rapallo. Le nostre frazioni sono abitate, sono vive, sono ricche di persone entusiaste che partecipano attivamente alla valorizzazione della nostra città e del nostro territorio. Pertanto anche la nostra presenza ad ognuna delle loro feste, delle loro ricorrenze è importante proprio per valorizzare tutto quello che i nostri cittadini fanno. Rappresenta anche un forte momento di comunione, di socialità fra le persone e i cittadini stessi. È un bellissimo momento perché oltre alla parte religiosa c'è anche la parte laica e quindi della sagra che i volontari del comitato portano avanti con tanto impegno e dedicando davvero le ore della loro giornata affinché queste tradizioni continuino. E comunque è un momento di comunità, di valorizzazione di chi abita proprio nelle frazioni e soprattutto di valorizzazione anche delle nostre chiese frazionali che sono ricche di arte e di cultura e di storia. La festa patronale di Sant'Innocenzo Martire è uno dei momenti più attesi e preziosi che i parrocchiani curano con particolare attenzione. La messa solenne è stata presieduta dal vescovo Giampio De Vasini che, commentando il Vangelo domenicale, ha richiamato la necessità di coerenza tra ciò che si ascolta e quanto si mette in pratica nella quotidianità. Anche noi, a volte nella nostra vita, viviamo questa separazione tra la parola ascoltata e le nostre scelte di ogni giorno, un po' appunto come i discepoli, richiamati però da Gesù, perché chi fa così non è discepolo del Signore Gesù. Il parroco Don Davide Sacco può contare su alcuni collaboratori fedeli, a partire dalla fabbriceria, organo consultivo che sostiene le attività parrocchiali e interviene nelle necessità. Abbiamo un parroco che si appoggia tanto a noi, anche perché non è che ci sia più
grandi risorse per le chiese. E allora tutto quello che riusciamo abbiamo fatto il campanile che ha un costo 120.000 euro, perciò non è un paese di 300 anime, non è facile prendere dei soldi, ecco, abbiamo avuto un po' di aiuti, un po' dalla curia, un po' di qua, un po' di là e pian pianino lo stiamo pagando. Quindi portate avanti anche un'antica tradizione. Quello sì, guai, se si molla le antiche tradizioni possiamo chiudere tutto e andarcene a casa. Purtroppo giovani, noi abbiamo perso minimo 2 generazioni, secondo il mio punto di vista. E speriamo che i giovani ritornino un po' alla Chiesa, tutto, a dare una mano, a capire che le tradizioni dei vecchi, se non vanno avanti, finisce tutto. Quindi questo è anche un po' un appello per i giovani, certo, quindi a motivarli. Certo, di motivarli a venire a darci una mano. Noi se vengono ben volentieri ci danno una mano, anzi siamo anche contenti se gli diamo il nostro posto, perché almeno noi ci riposiamo un po'. Siamo già 2 o 3 vecchi che siamo un po' una certa età. Dai, non si sa mai, Sarebbe anche come forma di insegnamento a loro e per voi una risorsa. Certo, sì, è un insegnamento, se vengono gli diciamo un po' com'è la situazione. La sanno quei 2 o 3 che però bisogna tirarla avanti. Una bella realtà è quella del coro che ha animato la liturgia. Responsabile è la Simona Gardella che viene, che ci insegna, eccetera. Comunque io diciamo che da anni ho cercato di mettere un po' insieme e c'è stata comunque una risposta da parte di tutto il paese, proprio perché essendo un pochi non possiamo permetterci di disperdere le energie. E quindi abbiamo iniziato un po' per gioco, un po' abbiamo piccoli passi e poi abbiamo cercato anche, perché questo secondo me è giusto, un percorso di condivisione proprio per portare avanti l'aspetto sinodale della Chiesa, quindi anche nell'ambito del coro cercare di coinvolgere le altre parrocchie di Don Davide, ecco, la parrocchia di Santa Maria, la parrocchia di San Massimo e poi gli amici di Rapallo. Ecco, il coro. Quindi sempre con una volontà di condivisione. Sì, perché secondo me è bello proprio la condivisione, da soli poi si rimane soli e non sembra a volte di andare avanti, ma in realtà poi non è così. Le fatiche e le gioie secondo me se si condividono sono proprio meno pesanti e più belle. Ecco. E al termine c'è stato spazio anche per un piacevole fuori programma. Possiamo anche fare un applauso alla corale. Ora andiamo a Lavagna, nella parrocchia di Santo Stefano, dove la comunità ha celebrato la festa del titolare, Santo Stefano appunto. La memoria liturgica cade il 3 di agosto, in cui si ricorda il giorno del ritrovamento delle spoglie mortali del diacono e primo martire Santo Stefano. Al suo martirio il vescovo ha dedicato la riflessione proposta nella celebrazione eucaristica che ha presieduto in orario serale, dopodiché si è snodata la processione lungo le vie della città di Lavagna, animata dal corpo bandistico cittadino e con i canti del coro parrocchiale. C'è un segno nella vita di Santo Stefano. Avviene quando, portato con false accuse di fronte al Sinedrio, lui, eletto con altri al servizio delle mense della carità per lasciare agli apostoli la cura della parola e dell'annuncio, pronuncia il lungo discorso in cui spiega come troppe volte la storia di Israele si sia opposta allo spirito del Signore. Stefano, diacono e primo martire, muore professando la fede nella resurrezione di Cristo e la sua testimonianza non si spegne con la sua esistenza terrena. Lo ha sottolineato il vescovo Giampio, celebrando a Lavagna la messa in occasione della festa del titolare della basilica affacciata sul centro storico, Santo Stefano. Ora lo Spirito del Signore parla anche oggi, Ci parla in tante forme, in tanti modi. Ci parla attraverso la creazione, ci parla attraverso la nostra coscienza, ci parla attraverso la vita e gli scritti dei santi, ci parla attraverso gli accadimenti della nostra esistenza, sia individuale che comunitaria.
Però lo spirito è per natura sua dinamismo ricreativo e quindi è una forza che scomoda. E allora ecco affacciarsi la tentazione, cui spesso soccombiamo, di chiudere porte e finestre, occhi ed orecchie allo spirito che ci parla. E questo mette in crisi quel modo di pensare che si esprime nella formula "si è sempre fatto così". Sempre. Da quando? Da quando? Studiamo la storia della teologia, studiamo la storia della Chiesa e così eviteremo di dire tante sciocchezze. Patrono della parrocchia, Stefano è ricordato il 3 di agosto e non il 26 di dicembre. È come se anticamente avessero scelto la figura di Stefano come una figura particolarmente ispiratrice per la vita delle persone, che l'hanno voluto proprio patrono della propria titolare, della propria comunità. In particolare noi la festeggiamo il 3 di agosto, perché era la festa in cui si festeggiava il ritrovamento delle spoglie mortali di Stefano, e quindi è rimasta un po' questa festa, naturalmente una festa estiva. Per noi oggi qual è un po' il significato di celebrare la festa di Santo Stefano? Intanto è quello di guardare un uomo che è rimasto affascinato da Gesù, ed è talmente rimasto affascinato da lui che ha dato la vita per lui. Stefano è morto ripetendo le stesse parole di perdono e di affidamento al Padre. In occasione della festa di Santo Stefano, un nutrito gruppo di volontari ha portato a spalle l'arca nella processione. Ci sono un bel gruppo di ragazzi, di giovani che portano la statua e lo fanno con una generosità e con una responsabilità particolare, ecco. Un impegno che tutti gli anni si rinnova, che dice un po' un'appartenenza ad una comunità. Ma c'è anche un significato forse anche più spirituale, perché i santi si mettono nelle mani degli uomini, perché è in questo modo che i santi conducono gli uomini a Dio. È una fatica che vale la pena fare, perché io nel caso mio specifico ho fatto un voto per cui alla fine sia la Madonna del Carmine che Santo Stefano sono tappe obbligate, a meno che proprio la salute non mi consenta di partecipare, devo partecipare assolutamente. Per fortuna ci sono tanti ragazzi giovani che stanno partecipando e che si avvicinano a questo evento che è molto impegnativo, e sono felice che i giovani si avvicinino a queste tradizioni, perché sono tradizioni che dobbiamo mantenere, che dobbiamo coltivare, che dobbiamo portare avanti per cercare di mantenere quella cultura che soprattutto noi, diciamo, di una certa età abbiamo avuto la fortuna di vivere. Ad accompagnare il rito nel cuore della città il corpo bandistico cittadino. La liturgia è stata animata dal coro parrocchiale. Mi sembra più una bella festa, molto partecipata, e anche una bella atmosfera. Ciascuno per la propria parte, noi per la parte musicale abbiamo accompagnato la processione, però stasera mi sembrava che ci fosse proprio un bel clima, ecco, davvero bella come festa. Santo Stefano rimane un pochino la festa principale di questo periodo. Sì, noi lavagnesi non so, tra Santo Stefano e la Madonna del Carmine, insomma, non sappiamo quale scegliere, però sì, in effetti anche un po' per il periodo, no? Inizio agosto è il periodo proprio migliore per l'estate. Questo periodo è un periodo molto intenso, con tanta attività. Giorni fa abbiamo avuto la novena alla Madonna del Carmine, con tanta partecipazione di tutta la gente del coro che si impegna in venire alle prove, che fa tanto per la Chiesa, e bueno, adesso con il triduo a Santo Stefano che ha culminato con questa bellissima festa, che bueno, approfitto per ringraziare a tutti gli integranti dei cori che
che mettono il cuore e che fanno il meglio per contribuire a questa festa. C'è anche l'inno dedicato a Santo Stefano. Sì, abbiamo l'inno di Santo Stefano che è composto da Campodonico, questo grande musicista, e che ne approfittiamo per cantarlo in questa festa a Santo Stefano, veramente. Andiamo a Zoagli, che ha celebrato la festa della Madonnina del Mare, di cui quest'anno ricorre il quarantennale. 40 anni fa infatti venne sistemata l'immagine scolpita da Marian Astianatte sul fondale del mare proprio di fronte a Zoagli, e ogni anno viene ricordato questo evento con la celebrazione della messa in riva al mare, davvero un momento che attira tantissimi visitatori. Ripulita grazie al lavoro del gruppo subacqueo dei Carabinieri, che ha utilizzato tecnologia ad hoc per preservarla, l'immagine della Madonnina del Mare di Zoagli ha compiuto 40 anni e non li dimostra, forse perché la sua collocazione in profondità sul fondale del paese dice che la sua protezione è ancorata laddove nessuno ne può mutare intensità e costanza. A me colpisce sempre come la nostra Madonnina del Mare ha questa caratteristica che è molto bella, cioè di solito le Madonne, cioè le statue, sono nelle nicchie, sono nelle sommità dei monti, sono sopra gli stipiti delle porte. Ecco, nel nostro caso invece è nella profondità del mare, quindi anche una collocazione che ci dice qual è il luogo dell'appuntamento con Dio, e quindi anche proprio negli abissi, nell'oscurità, là dove albergano le nostre paure, i nostri pensieri anche più faticosi. Così come anche poi nel Vangelo abbiamo scoperto essere un punto di rinascita. Parlava proprio dell'affidarsi a Dio, quindi come forma proprio sia spirituale e materiale. Diciamo che la figura della Cananea, questa donna delle briciole, una donna intelligente, indomita, capace di mettere a disposizione il coraggio dell'amore, ha spinto anche lo stesso Gesù a cambiare idea. Chissà che non spinga anche noi ad avere così questa intuizione profonda che l'amore, anche quando è arrogante in qualche modo, cioè proprio prepotente, forte, determinato, smuove le montagne, smuove anche il pensiero di Dio. Zoagli ha celebrato la festa replicando un programma tradizionale: le visite in gommone che precedono la messa, la celebrazione in riva al mare, la processione subacquea, lo stesso ideato 40 anni fa da chi ha desiderato ricordare che il mare è orizzonte, ma anche imprevisto. Nel 1985 avevamo voluto pensare di ricordare i naviganti e abbiamo detto facciamo una Madonnina, la mettiamo sott'acqua. Abbiamo fatto la festa il 6 agosto dell'86 ed ha avuto un successo così enorme che i promotori hanno pensato di costituire un comitato per costruire per realizzare una statua a grandezza naturale in bronzo, cosa che effettivamente oggi esiste ed è nei fondali davanti alla passeggiata al mare, ed è una statua da 1,60. Una tradizione che va avanti nel tempo e mi sembra che abbia tutte le caratteristiche per poter continuare felicemente nel futuro. Per Zoagli rappresenta un simbolo che unisce innanzitutto la cittadinanza, ma un ricordo perché è stata istituita per ricordare i naviganti, il rapporto che Zoagli ha con il mare, e fra l'altro tiene unita anche il paese. Infatti è molto ben accolta anche dai turisti, e grazie soprattutto alle associazioni e al volontariato che da anni si riesce a ripresentare questo evento, e quindi grazie a tutti quelli che lo consentono. Proprio quest'anno la Madonnina è stata ripulita. È stata ripulita grazie all'intervento e alla collaborazione del gruppo subacqueo dei Carabinieri, che fra l'altro hanno adoperato delle tecnologie nuove onde evitare il deterioramento della statua, e hanno fatto un ottimo lavoro, quindi molte grazie anche a loro. A Chiavari, nella comunità di Rialto, la parrocchia ha festeggiato la memoria di Nostra Signora della Neve in ricordo dell'evento miracoloso avvenuto al Colle Esquilino, appunto a Roma. Il vescovo ha celebrato la Santa Messa e presieduto il rito della processione.
Era il 358, era la notte fra il 4 e il 5 agosto e la Vergine Maria apparve in sogno ad un nobile patrizio romano di nome Giovanni e a Papa Liberio. La Madonna chiese la costruzione di una chiesa nel punto esatto che il giorno successivo sarebbe stato ritrovato coperto da un segno miracoloso. La mattina del 5 agosto il Colle Esquilino fu trovato coperto da neve fresca nonostante la piena estate. Papa Liberio tracciò personalmente il perimetro della nuova basilica sul terreno innevato. La chiesa venne chiamata Sancta Maria ad Nives. Dopo il concilio di Efeso, siamo nel 431, sotto il Papa Sisto III la basilica venne abbattuta. Ne venne edificata una più grande, la basilica papale di Santa Maria Maggiore, dove si ricorda l'avvenimento della nevicata con un gesto particolare. Da una botola del soffitto scende una nevicata di petali di rosa bianca a ricordo dell'evento prodigioso. Nella diocesi di Chiavari sono molte le comunità che celebrano la memoria della Madonna della Neve. Nella chiesa di San Michele di Rialto, sulla collina di Chiavari, quest'anno il vescovo ha presieduto la celebrazione della messa e il rito della processione con l'immagine mariana. L'arca è stata portata a spalla dai portatori. La processione quest'anno, nonostante la temperatura, ha seguito l'itinerario più lungo. Il coro ha accompagnato il rito che ha radunato un folto numero di fedeli. Un evento prodigioso che ci dice cosa? Che ci dice la cura di Maria per il popolo dei discepoli del Signore Gesù. Una cura che affonda le sue radici ai piedi del Calvario. Questa sera Gesù ripete qui, in questa chiesa, a Rialto, le stesse parole. Dice a Maria: ecco i tuoi figli, prenditene cura. E a noi dice: ecco vostra madre, prendetela tra le vostre cose più care. Cosa vuol dire prendere Maria tra le nostre cose più care? Vuol dire prenderla come maestra e compagna nel cammino della vita, nel cammino della nostra fede. Ecco, chiediamo a Maria Santissima di custodirci sempre nel nostro cammino di fede. Termina così questo appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della nostra diocesi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.